Oggi si celebra San Nicola. Il nome Nicola ha origine greca e significa vincitore tra il popolo. Il 10 settembre si celebra il World Suicide Prevention Day, cioè la giornata mondiale della prevenzione del suicidio, ed è riconosciuto a livello internazionale dal 2003. Tale fenomeno colpisce il genere maschile in misura significativamente maggiore del genere femminile ed è necessario parlarne il più possibile ed ascoltare tutti i possibili segnali lanciati dalle persone che si trovano in difficoltà. Vari studi riconoscono che il suicidio è ampiamente prevenibile con le giuste azioni, con la conoscenza del fenomeno e con un cambiamento sociale in merito alle opinioni diffuse nelle diverse culture. Luigi Lucheni, anarchico italiano, uccise Elisabetta di Baviera, amata principessa Sissi, con una lima dritta al petto la mattina del 10 settembre 1898. Moglie di Francesco Giuseppe d'Austria, la principessa era adorata dai sudditi e nella sua vita incantò con scandali e favole, diventando oggetto di fascinazione e culto per la sua bellezza e i suoi amanti. La sua storia fu immortalata in 3 film negli anni 50 da Ernst Marischka con Romy Schneider nel ruolo dell'imperatrice, portando Elisabetta alla celebrità mondiale. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna sembra abbastanza agguerrita, opponendosi a Marte e quadrando a Giove, per cui oggi Ariete, Bilancia e Cancro avranno qualche difficoltà. Vediamo cosa succede. Ariete, proprio per voi la Luna oggi si fa un po' capricciosa, seppure in amore va bene perché si connette a Venere e fa un bellissimo trigono dalla Venere in Leone. Oggi non va proprio d'accordo con l'equipe lavorativa, la squadra, la famiglia e tende a manifestare qualche tensione con il partner, anche se la passione e la dolcezza riaggiusteranno tutto in serata. Toro, voi siete abbastanza esenti da questi giochi planetari, anzi godete solo di vantaggi che sembrano appositamente preparati per voi. Da un punto di vista lavorativo state andando come dei treni, vi sentite sempre più soddisfatti di quello che siete riusciti a costruire. Gemelli, per voi la giornata oggi è fatta di tanti piccoli incontri, di tante telefonate da fare, di una riattivazione della vostra comunicazione che vi farà molto gioco e vi farà molto apprezzare dagli altri. Tra parentesi, in serata c'è un bellissimo incontro amoroso per i single, mentre invece le coppie si godono un momento di puro relax. Cancro, per voi oggi è una giornata in cui l'attacco proprio della vostra Luna e di Marte converge proprio su Giove e le sue espansioni. Vi sentite ancora un po' sotto pressione e ancora tutto non va per il verso giusto. Vi sentite attaccati su più fronti, ma niente paura, sono solo scosse d'assestamento per gestire una nuova situazione che vi porterà nel tempo a stare molto meglio. Leone, la vostra giornata oggi vede la Luna un po' agguerrita avere dei buoni rapporti solo col vostro cielo e con la bella Venere, mettendo peraltro d'accordo pure Marte. Quindi oggi voi sarete sedanti e riuscirete a recuperare una situazione complicata con un colpo di genio o con la vostra azione amorevole. Vergine, per voi la giornata sembra scorrere abbastanza fluida proprio perché Giove vi soccorre e arrivano le prime soddisfazioni in termini economici, ma anche in termini di carisma perché vi sentite apprezzati al lavoro e gratificati dal partner. Bilancia, per voi oggi è un po' complicata, non basterà Venere sicuramente a contrastare con la Luna e Giove, ma sicuramente vi darà un aiuto in più. Si può valutare una serie di soluzioni che mettono d'accordo voi e dei referenti con cui forse c'è qualcosa da discutere. In ogni caso, in amore sembra che qualcosa si manifesti in senso positivo da parte del partner. Scorpione, una giornata oggi abbastanza complessa proprio perché i pianeti non dialogano bene e
Giove nel vostro caso non basta a soccorrervi. Luna e Marte litigano proprio dietro il vostro cielo e sembra proprio che sentite un po' di disagio, qualcosa non va forse, però datevi del tempo per focalizzare bene la situazione. Sagittario, per voi oggi, seppure la luna è di Trigono, è una luna che non va proprio d'accordo col vostro pianeta, proprio con Giove, per cui troverete opportuno evitare di affrontare delle problematiche adesso, in questo momento, e soprattutto non avendo una ampia cognizione di causa. Chiedete consiglio e cercate di capire quali possono essere con altre persone di cui vi fidate le soluzioni possibili. Capricorno, per voi la giornata oggi sembra abbastanza tesa, proprio perché la quadratura di Marte, la quadratura della Luna e l'opposizione di Giove vi dovranno fare prendere delle decisioni importanti a livello lavorativo ed economico, proprio perché forse non è ancora arrivato il momento di spingersi oltre una certa misura. Anche in amore c'è un po' di confusione. Acquario, i giochi planetari di oggi non vi fanno alcun danno, anzi godete proprio dell'aiuto di Luna e Marte, che paradossalmente rimandano a Venere, per cui oggi è una giornata con un po' di sorpresa in amore, e a voi le sorprese piacciono molto. Pesci, la giornata oggi vede una luna battersi per qualcosa per cui voi credete sia giusto, lecito, saggio e oggettivo doversi battere, per cui andate fino in fondo e non abbiate paura di rinunciare a qualcosa, perché probabilmente può essere l'inizio di altro. Oggi le percorriamo giornalmente per spostarci da una città all'altra, ma non è sempre stato così. Il concetto odierno di autostrada nasce infatti il 10 settembre 1913, quando viene aperta al traffico negli Stati Uniti d'America la prima autostrada pubblica che attraversa da costa a costa gli States, la prima freeway che cambierà definitivamente il modo di viaggiare. Di lui si è detto di tutto e di più. Padre della scienza moderna, in conflitto con la Chiesa, testardo e controcorrente, Galileo è indubbiamente uno dei personaggi più eclettici della storia. Una curiosità: la prima accusa rivolta a Galileo dall'Inquisizione nel 1604 non riguardò le sue teorie rivoluzionarie e innovative, come comunemente si pensa, ma il suo coinvolgimento nell'astrologia. Galileo, oltre a essere un genio in fisica, matematica e astronomia, era noto anche per fare oroscopi e veniva pagato profumatamente da nobili, principi e cardinali per le sue previsioni. E prima di salutarci vi lascio la nostra frase del giorno: l'entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. Vi auguro una giornata piena di entusiasmo e di voglia di fare, di provare e di fare sempre nuove esperienze. Un saluto dalla vostra Martina.